Mancano personale docente di materie significative in scuole di indirizzo, cioè mi capita non di rado di sentire che manca l'insegnante di matematica in qualche liceo o l'insegnante di materie scientifiche in qualche ITIS. È evidente che così la scuola non può funzionare. Questa è la fotografia della situazione scolastica ad oggi in Veneto, denuncia l'assessore regionale alla formazione. Una scuola senza dirigenti, senza insegnanti, con carenza di personale. Se facessi l'elencazione delle follie diremmo che è il peggiore dei sistemi possibili. Abbiamo un insieme di graduatorie di istituto, graduatorie ad esaurimento, graduatorie da concorso, poi abbiamo insegnanti che sono stati licenziati, diplomati magistrali, cioè insegnanti delle scuole elementari che insegnavano da 18 anni, licenziati retroattivamente. Da assessore al lavoro non mi è mai capitato che un'azienda licenziasse dicendo no, ti licenzio, però vale 2 mesi prima questo licenziamento. Insegnanti che sono lasciati a casa e poi chiamati per percorsi massimo annuali o supplenze. E questo è un sistema che non può funzionare, no? Così come non si può arrivare ad ottobre e chiamare a caso l'ingegnere che non riesce a lavorare, l'avvocato che non riesce a far quadrare il bilancio per metterli a scuola. Non si entra a scuola come se fosse il rifugio peccatorum. La scuola è, dicono, anche questo governo la metteremo al centro. Al centro si mettono le cose importanti, si sa fare programmazione. Io li boccerei, ecco, se dovessi dare un voto al sistema scuola italiano così com'è programmato gli do 4. Questa situazione porta Donazzana a evidenziare ancora una volta la necessità dell'autonomia per la nostra regione. Il livello centrale, il Ministero, cambia i ministri ma non cambia assolutamente nulla, continua a pensare di non dover dare l'autonomia proprio a noi nell'ambito scolastico, cosa che chiediamo facendo riferimento a Trento. Trento ha un'autonomia piena, decide i concorsi, decide i presidi, decide i concorsi per i docenti, non mi pare che si sia spaccata l'Italia.